Sempre in onda, il tuo video podcast. Nuovo episodio di Sempre in onda e oggi sono qui con un caro amico, un grande DJ producer, un grande professionista. Nasce a Tisana il 26 giugno del 1972. Gianmarco De Michelis. Ciao Ale. Ciao Gianmarco, che bello vederti qua. Io sto benissimo, poi adesso che ti ho qui al mio fianco insieme alle tue cuffie sono felicissimo perché oggi parleremo di musica. Esattamente. Anche perché la musica ci accompagna ogni giorno nella vita ed è importantissima. Tra l'altro, per te cos'è la musica? La musica è stata, lo è ancora, ma sotto un altro aspetto, adesso è passione. Prima era il mio lavoro, adesso è la passione, però è parte della vita, perché comunque la musica nei momenti belli, nei momenti brutti, ti accompagna sempre. Senti, come nasce questa passione per la musica? E perché nasce? È nata a Lignano, tutto per scherzo, al Cursal. Il mitico Cursal! Erano gli anni '80 dove Oliviero Silvestri, che purtroppo non c'è più, saluto Samantha e Tatiana, le sue figlie. Le salutiamo anche noi. In piscina mi chiese se volevo mettere nelle pause dell'orchestra del Liscio i riempitivi. Ah, perché in piscina dove facevano il bucato no, si faceva il liscio? No, io collaboravo con loro andando a Lignano ad attaccare i manifesti delle orchestre importanti, e avevano bisogno di una figura che nelle pause facesse ballare la gente con il liscio. Quindi io ho iniziato a mettere i primi dischi, i vinili, mettendo proprio la musica. Quindi 33 giri. I 33 giri, solo che con la voglia di fare, con la voglia di mixare, io i dischi cercavo di metterli a tempo, quindi non lasciavo il disco a zero, quindi lo facevo andare veloce, ti trovavi a dover ballare il valzer che era lento, magari un po' più veloce del normale. Ma qualcuno ti aveva già insegnato questa passione, questo mestiere, o avevi rubato questo mestiere con gli occhi tramite magari qualche... Mio papà è musicista, però io avevo sempre quella di suonare, di mixare, e con i Walkman cercavo di collegarli, fare delle cose con le cassette praticamente. Mixavo con le cassette, anche se non era una cosa impossibile, però la passione c'era da piccolino. Mio papà e la mamma mi regalarono una tasterina a Bontempi, di quelle che emanava il suono con dentro la ventolina dell'aria. Io, per capire cosa c'era sotto, avevo rotto un tasto per vedere da dove usciva il suono. Però sono sempre rimasto affascinato da queste cose. Insomma, dopo il tuo primo DJ set invece? Il mio primo DJ set erano i compleanni, i famosi compleanni dei compagni di scuola, dove io non avevo piacere di ballare, mi piaceva far divertire, e quindi lì mettevo la musica ai compleanni. Sempre con i 33? Sempre con i 45, 33, poi sono iniziate le feste studentesche al Coliseum a Lignano. Il mitico Coliseum, mamma mia! Da Roberto Fantuzzo. Che ricordi mi stai sbloccando? Coliseum, c'era il Venus, pazzesco, pazzesco, che epoca! E lì ho iniziato a organizzare le prime feste studentesche, dove poi in estate ho iniziato anche ad andare ad affiancare Rossano Piticco, che è stato il mio mentore. Il mitico DJ del Tropicana per me, il grande Rossano. Tropicana, che poi negli anni, fino agli anni 90, è diventata uno dei locali dove ci ho suonato, il Tropicana, il Domani, il Che consigli ti dava, o che consigli ti dava il mitico Rossano? Ma consigli di stargli vicino. Io mentre lui suonava facevo anche le luci, e all'epoca, per chi come me aveva voglia di imparare e di intraprendere quel tipo di percorso lavorativo, dovevi aspettare l'ultima mezz'ora, tre quarti d'ora, perché in quegli anni alla fine della serata si suonava il revival. Ah, quindi ce n'era per tutti, no? Per gli appassionati. Lo spazio della YouTube DJ era all'inizio fare il preascolto e portare le borse dei vinili, era importante anche questo, portare le famose borse, le valigie che pesavano. C'era la valigia che era piccolina, poi c'era il cubo che dovevi portarlo in due, dovevi avere la macchina grande, e quindi per chi voleva intraprendere quel tipo di percorso suonavi all'inizio e alla fine. Quindi la mia oretta riuscivo a farmela un po' all'inizio e un po' alla fine, e poi pian pianino iniziavi a ricavarti il tuo spazio. Senti Gianmarco,
cioè l'evoluzione della musica insomma ormai è evidente, no? Quindi si è partiti con suonare i vinili 45-33, magari con i Technics per chi insomma era facoltoso, DSL 1200. E adesso ci ritroviamo insomma a mashuppare anche, no? Questa parola, il mashup, musica con i computer. Come cambia questo percorso musicale? E poi a te piace o non piace questa evoluzione? No, non mi piace perché il fascino dell'andare a cercare, tirare fuori il vinile, mettere la copertina obliqua, ti ricordi le posizioni dei dischi, ora col digitale non lo fai, lo puoi fare utilizzando le chiavette, creandoti le cartelle e girando la rotellina vedi le copertine dei dischi, sì, dei dischi, dei file e le puoi assimilare. Per te rimangono sempre dischi, eh? Per me rimangono sempre dischi. Però c'è un grande lavoro anche in quel tipo di lavoro, cioè nel digitalizzare Sì, insomma, però, la musica. sì, io ho la fortuna che le etichette discografiche mi mandano le cartoline, quindi tutti i file ce li ho, quelli che non ho me li compro, ma la stragrande maggioranza me li mandano. Ma io non sono uno di quelli che si prepara il set per quello che... Io prendo, divido per genere e ce li ho tutti. Anche perché ogni sera è a senso, ogni serata... Devi guardare la pista. Devi guardare la pista. Non Anche puoi prepararti come fanno tanti in cameretta la serata al set. Ti puoi ascoltare i dischi. Quindi c'è qualcuno che si prepara ancora la scaletta senza sapere chi avrà davanti? Però è sbagliato, perché io costruisco la serata guardando chi ho davanti, partendo da zero, partendo dal preascolto, perché devi iniziare a far star bene la gente con un tipo di musica, con un genere musicale e pian pianino te la costruisci. Tu in testa puoi avere un'idea, ma poi se la serata non è quella devi avere... Certo, ho capito tutto. Poi sai che insomma a me piace vivere il live, vivere le persone, quindi quello che mi capita sul momento faccio e cerco di creare anch'io. Voglio chiederti una cosa, ma tu sei partito con un'identità musicale? O sei sempre stato uno attento a tutto e a tutti? No, a me piace avere la cultura musicale, ascoltare tutto e saper suonare tutto, perché in una serata ti può capitare che qualcuno ti chiede delle cose, deve essere pronto ad accontentarlo, perché uno dei segreti che io ho sempre sfruttato, se un cliente mi chiede un disco, io lo ascolto, magari in quel momento non ci può stare, però so che quello che mi ha chiesto quel disco, se lo metto lo accontento, magari come accontento lui ne accontento tanti, e lo tengo lì di riserva, perché nel momento in cui la pista un attimino molla mi ricordo che lui mi ha chiesto qualcosa. Però raccontami un pochettino, perché tutti voi avete il Jolly, no? Il Jolly in chiavetta, o nei dischi, o nei CD. Il disco Jolly, il riempipista, c'è o non c'è? Ma ce ne sono tanti per generi, Fammi però... un nome, fammi dei nomi. Beh, ma se metti Maracaibo riempi sempre la pista. Col Maracaibo, Maracaibo, quella musica italiana accontenti sempre tutti, perché è allegra, perché è piacevole, è coinvolgente e fa divertire tutti. Senti, quindi la musica italiana comunque fa divertire tutti, anche all'estero, lo dobbiamo ricordare, sempre. È chiaro che se tu vai in una discoteca, chiamiamola di settore, dove vai ad ascoltare una guest star, sai che dall'inizio alla fine c'è quel genere musicale. Ma nelle discoteche commerciali devi saper suonare tutto. Qual è la tua guest star preferita tra i DJ internazionali? Little Louis Vega. Ah, perché? Perché è elegante. Ok, poi tu di eleganza insomma te ne intendi, so che sei un DJ elegantissimo, non solo nella musica ma anche come ti poni, come ti vesti. Senti una cosina, adesso torniamo un attimino al Gianmarco De Michelis di 40 anni fa, ok? Che musica ascoltava? Ascoltavo la musica che ascoltava la mia mamma e il mio papà, perché mia mamma comunque ha anche lavorato in radio e quindi ascoltavo lei quando trasmetteva. All'epoca c'era la musica funky, la musica anni 70, i grandi gruppi, quello era quello con cui sono cresciuto. Beh, il funky, io posso farti una confidenza, a me piace sempre il funky, secondo me parte tutto dal funky, sei d'accordo? Sì. Altra cosa, quanto si cucca facendo il DJ? Dici la verità, dillo lì, dove vuoi, dici la verità. No, ma il DJ ha il suo fascino perché comunque non riesce mai a capire il carattere che figura può essere, perché io non sono il DJ che prende in mano il microfono, non mi è mai piaciuto perché sono timido e quindi tanti mi vedono magari da lontano un musone, poi in realtà tu mi conosci,
sono abbastanza espansivo, quando prendo confidenza mi lascio andare. L'importante è non dare un microfono a Gianmarco De Michelis. Lì c'è il Poma, Bisogna essere bravi anche a fare questo. Senti, DJ o disc jockey? Anche qua c'è una differenza, Ma il disc jockey, se andiamo a vedere la definizione, sarebbe quello che gioca con i dischi, però in realtà definiamoci metti musica. Mamma mia, anche perché ultimamente poi siete diventati anche dei piccoli jukebox, perché qua per accontentare tutti tocca anche, insomma, diventare un piccolo jukebox ogni tanto. Io faccio suonare, perché poi ci sono i musicisti che si offendono, io faccio suonare la musica. La musica la suona il musicista. Mi piace. Senti, qual è un evergreen veramente che non deve mai mancare, a parte i riempipista, però quello che non deve mai mancare a un DJ o un disc jockey? Secondo te, A me personalmente, nella mia serata, un pezzo di Barry White ci sta sempre. Quello che scalda, la voce calda. Esattamente. Bene, tu hai tanti sogni nel cassetto ancora, sei DJ producer, so che hai fatto tante compilation in collaborazione con tanti bravi DJ e altri DJ producer, ma sogni nel cassetto ne hai ancora, spero. Ma sogni nel cassetto adesso si stanno un po' spostando sullo sport, perché uno dei miei motivi che mi tengono sempre attivo è lo sport. Io cosa pratichi? Mentre perché guarda, l'addominale c'è tutto. Mamma mia, Romano, senti che roba qua, addominale, Mentre ho intrapreso la carriera quando ero giovane di DJ, io giocavo anche a pallacanestro. Poi ho continuato a praticare sport fino ad arrivare adesso a correre in bicicletta, e quindi il mio sogno nel cassetto è continuare ad andare in bicicletta e a correre le gare a fondo. Beh, è importante comunque accompagnare lo sport alla musica, Sì. Ti dà la carica. La musica quando corro nelle cuffiette c'è sempre, in bicicletta no, perché non si può tenere la cuffietta mentre pedali. Prima di una gara per caricarsi? Musica rock. Musica rock, il rock deve esserci sempre, ci sta, bello, mi piace, magari un bel pezzo degli AC/DC, Ma anche Eye of the Tiger. Capito? Questo è un cultore, non si scherza. Senti, alle nuove generazioni invece, cosa vuoi dire? Visto che tanti non sanno neanche cos'è un vinile, È vero o non è vero? Sì, è vero, perché comunque vedo tanti colleghi che ogni tanto punzecchiano e vorrei vedere le nuove leve mettere a tempo i dischi con il vinile. Anche perché voi, vecchia scuola, old school, sapete mettere a tempo un vinile e siete facilitati dalla tecnologia. Loro magari con la tecnologia ci sanno fare, ma non sanno mettere a tempo un vinile. Esattamente, ma con la tecnologia chiunque può suonare. Chiunque. Anche Romano che ci sta riprendendo in questo momento. Chiunque, perché comunque c'è il sync e metti a tempo. Hai capito, Romano? Tu che vuoi fare il musicista? Perché Romano studia per diventare musicista. Però con la tecnologia, Romano, lo diventerai anche tu musicista, Le nuove leve, l'unica cosa che si può dire è più umiltà, perché adesso onestamente qualcuno è umile, qualcuno è bravo, ascolta, tanti non lo sono, ma quello che di base manca è la cultura musicale, perché nei dischi, nei brani, tu non puoi sapere se nella realtà è stato campionato qualcosa di qualche disco vecchio, c'è qualcosa che ti può ricordare, che ti dice aspetta che forse questo pezzo qui è quello lì. Quindi mi raccomando ragazzi, mi raccomando, ascoltate sempre i veterani. Al resto ci pensa la musica, perché la musica è un bel collant che deve sempre unire le persone. Senti, il tuo rapporto in radio invece? Io so che nel passato hai fatto anche radio, che a me piace tantissimo. La radio è un mondo bellissimo, è un mondo fantastico che ho avuto la fortuna di poter intraprendere come tecnico. Purtroppo le realtà locali sono venute meno. C'è stata l'occasione tantissimi anni fa di poter fare il salto e andare in un network nazionale, però... Quale? Possiamo dire il nome? Ma del gruppo Le Media. Non male. Anche perché, se io non ricordo male, tu sei stato uno dei precursori della web radio. Sì. Sei stato uno che, insomma, ci ha creduto fino agli inizi, ti davano del pazzo. E dopo cosa è successo? La radio web è andata. La radio web è andata, io... credo di essere stato forse il primo in regione, forse in Italia, a fare la web radio. Ti davano del matto quella volta? Sì, però i costi all'epoca erano folli, perché comunque c'era il discorso dello streaming, adesso invece chiunque la può fare.
Beh, c'è anche il DAB adesso che agevola un po' tante web radio. Sì, il DAB ti dà l'opportunità, dove non hai le frequenze, di poter arrivare, se non hai la possibilità di investire. Senti, la radio va spiccherata o non spiccherata? Solo musica o è bello sentire anche qualcuno che l'accompagna? No, ogni tanto? a me piace l'intrattenimento, perché comunque quando sei in macchina è bello ascoltare la musica, però se hai dei conduttori bravi è bello avere compagnia. Qual è uno dei tuoi conduttori preferiti? Qual è una stazione radiofonica Per che me- ti piace ascoltare? Il mio punto di riferimento è sempre stata Radio DJ, sempre lo sarà perché sono maestri, non a caso sono forse l'unica radio che riesce a intrattenere e a fare delle conduzioni veramente ben fatte. Il mio maestro, il mio speaker di riferimento è sempre Linus, per la corsa, per la bicicletta, per la radio, per tutto. Insomma, avete in comune tante cose, eh? Ultima cosa, perché qua il tempo stringe, visto che Romano sta facendo movimenti strani, non sta mesciappando o mixando, ma ci sta dicendo il tempo è quasi finito. Una cosa importantissima adesso, Gian, una cosa importantissima. Facciamo finta, giù il gettone e si va. Con quale disco vogliamo concludere questa fantastica puntata di Sempre in Onda? Coldplay. Oh, i Coldplay riempiono sempre tutti i cuori, Esattamente. Quale pezzo dei Coldplay? Qualsiasi. Sono tutti Qualsiasi, belli. qualsiasi. Allora, visto che sono tutti belli, tu adesso mi fai una bella dedica che facciamo vedere qui, quello che vuoi, devi dedicare al Poma. Naturalmente è preziosa questa dedica adesso, e io ti ringrazio. Ti piacerebbe cantare qualcosa con me? Io ringrazio te. No, io ringrazio te, ma vogliamo cantare qualcosa insieme? Giù il gettone e si va? Cosa vogliamo cantare? Non Dai. so cantare. Non so cantare, ci ho provato, vabbè dai. Io allora vi saluto, vi dico che ci vediamo al prossimo episodio, ringrazio Gianmarco De Michelis, adesso vi farò vedere cosa mi ha scritto. Al Poma, un amico vero. Ah, ti voglio bene, anche io te ne voglio tanto, lo facciamo vedere. Gianmarco De Michelis, DJ producer, grande amico, grande professionista. Caro Gian, grazie ancora. Grazie. E ci vediamo presto, sempre in onda. Sempre in onda, il tuo video podcast.